Intanto comunichiamo quella che è la classifica di società provvisoria, aggiornata proprio al termine della gara dei 200 stile libero. Al momento al comando la rappresentativa rosa con 187,5 punti. In seconda posizione Waterborn 180,5 punti. Al terzo posto Hydros 163,5 punti. Quarto posto Padova Nuoto 134 punti. Quinto posto Nottoli Nuoto 74, 116,5 punti. Classifica che può essere visualizzata sul sito di riferimento www.finveneto.org insieme a tutti i risultati delle gare di ieri e di quest'oggi. Noi ci spostiamo in zona podio per effettuare le premiazioni dei 200 stile libero. A consegnare le medaglie sarà il presidente della società organizzatrice, che ringraziamo, il signor Vincenzo Dessio. Premiazione 200 stile libero esordienti a femmine, terza e medaglia di bronzo in 2,25 e 89, Elisa Piccoli, Nottoli Nuoto 74. Seconda e argento, 2,25 e 13 per la Riviera Nuoto, Linda Danieli. E primo posto e medaglia d'oro in 2,23 e 26 per la rappresentativa rosa, Anna Dalfarra. Presentiamo le atlete della prima serie 200 farfalla femminili. In 1 Sofia Spavento, in 2 Martina Veronese, 3 Daphne Tonello, 4 Alessandra Noventa, in 5 Matilde Vigato, in 6 Angelica Cappelletto, in 7 Anna De Feo e in 8 Alessandra Garzetta. Si va a chiudere ora la seconda serie, vediamo il touch conclusivo, 2,56 e 01 per Martina Cecchinato.